modo che noi domani, al massimo dopodomani, riusciamo a fare un attimo una somma. Curiosi, arrabbiati, delusi e preoccupati, oltre 200 cittadini di Battaglia Terme, uno dei comuni più colpiti dagli allagamenti dei giorni scorsi, hanno incontrato la giunta e il sindaco Donà per capire come comportarsi con i danni alle loro abitazioni. L'amministrazione ha consegnato un modulo da compilare entro la serata per avere un'idea più precisa sulle prime necessità: elettrodomestici, mobili, oggetti indispensabili per le esigenze quotidiane. In sala catastati, frigoriferi e lavatrici già arrivati nelle ultime ore. Tutti sperano in un risarcimento. Intanto delle informazioni un po' più chiare, perché diciamo che non c'è stata una grossa informativa, anche perché io sono andata sotto acqua alle 4 della notte senza che nessuno mi avvertisse che andavamo sotto acqua. Risanamento delle mura, gli elettrodomestici, i mobili e i divani, che ci fossero delle case riabitabili. Ho avuto mezzo metro d'acqua in cantina e avevo la macchina e mi ha creato dei problemi tirarla fuori, e anche adesso l'ho dal meccanico. Ha perso la macchina, adesso è senza macchina, invece a casa mia ingresso di appartamento era sotto acqua. E quindi questa sera cosa chiederà? Chiederò aiuto, perché aiuto, insomma, che si può comprare una cosa per andare a lavorare, perché è rimasta senza macchina, non ha un'altra macchina per andare a lavorare. È tutta la cucina da buttare, la porta principale che è in legno è tutta gonfiata, non si chiude più. Ha contato i danni, sa una cifra? Allora ho incaricato un perito, vediamo adesso perché sta facendo i calcoli. Nelle prossime ore il bilancio verrà consegnato ufficialmente anche alla Regione, ma non manca chi è arrabbiato e cerca dei responsabili. Questa è stata anche una cosa, per me, è stata una cosa fatta di proposito, perché per salvare Este e Padova hanno mandato sotto Battaglia e Montegrotto. Sarà sui circa 20.000 euro, senza calcolare i muri. È arrabbiato, vedo. No, perché è la 23esima volta che vado sotto acqua, con 4 amministrazioni che sono cambiate, di destra, di sinistra e compagnia briscola. Cosa si aspetta stasera? Che dovrebbero vergognarsi. E le richieste di aiuto arrivano anche da chi occupa un edificio di proprietà del comune. Parliamo del Museo della Navigazione, con 3 volontari che da giorni cercano di recuperare migliaia di volumi e di fotografie storiche una per una, e che ora chiedono aiuto alle istituzioni. Credo che sia opportuno in questa occasione dimostrare da parte dell'amministrazione l'interesse per il Museo della Navigazione Fluviale, unico in Europa, credo.